È stato solo un attimo, una scommessa, un gioco, regalarti quello sguardo che può sfidare il fuoco. Carissimi amici di Radio Special, ben trovati qua, nel momento del divertimento puro, del gioco. Il gioco da prendere assolutamente seriamente e vedete quanto lo prendo seriamente. Mi sono messo casco, occhiali, tuta, sottotuta da gara, perché oggi giocheremo sulle corse al trotto che si disputano oggi pomeriggio, oggi è il 13 marzo, all'ippodromo Arcoveggio. All'ippodromo Arcoveggio ci saranno una serie di corse e noi giocheremo con la prima. Perché qui a Radio Special sapete che al giovedì vi raccontiamo del mondo del trotto. Perché ve lo raccontiamo? Primo perché a me piace e questo è condizio sine qua non, ma secondo perché è comunque un'eccellenza della nostra regione. Il mondo del trotto ha nell'Emilia Romagna è veramente un punto cardine. Qui è nato Varenne, perché è nato nelle vicinanze di Copparo, all'allevamento Zenzalino. Qui sono nati tantissimi driver di fama assolutamente nazionale. Ne cito alcuni, Sergio Brighenti, Walter Baroncini, Roberto Andreghetti, quanti ne sono nati qua da noi e quanti veramente hanno fatto la storia di questo bellissimo sport, che ha avuto il suo massimo, il suo top negli anni 60, 70, 80 e quando veramente era diventato uno degli sport più seguiti in tutta la nostra penisola. Bene, a Radio Special abbiamo la fortuna di poter collaborare con Ippogroup Cesenate e ci dà la possibilità di fare appunto questo gioco. Ve lo vado a raccontare. Dopo questa piccola spiegazione andiamo a vederci la corsa, la prima corsa del convegno di oggi 13 marzo. Sono 12 gli atleti, perché i cavalli sono grandi atleti in pista, e sono 12 tutti che iniziano, il loro nome inizia con la lettera F. Perché? Perché sono tutti cavalli di 4 anni e l'età di un cavallo si può desumere anche dalla lettera iniziale del loro nome, ma se siete curiosi ne riparleremo. Comunque guardatevi la corsa e fate una somma, cioè scrivete al numero di WhatsApp di Radio Special, che è 351 641, lo leggo perché non me lo ricordo, 9301, lo ripeto, 351 64 19 301, e quindi a questo numero di WhatsApp mandate il totale di questi 3 numeri, il totale che mette nella prima casella il cavallo in testa dopo che la macchina ha fatto partire i cavalli, cioè il primo cavallo che si installa davanti a tutto il plotone dei suoi avversari, il primo sarà il numero 2, 4, 6, mettete quello come prima cifra. La seconda cifra che dovete sommare è il secondo cavallo che passerà davanti al traguardo alla termine del primo giro, quindi ci sarà un cavallo primo e ci sarà un cavallo secondo. Qual è il numero del secondo cavallo? Segnatelo come seconda cifra. Alla fine aggiungete il numero che contraddistingue il terzo cavallo che arriverà alla fine della corsa. Quindi arriverà terzo il numero 4, bene, segnate 4, arriverà terzo il numero 7, segnate 7. Quindi fate una somma, il primo cavallo che va in testa in maniera chiara, il secondo cavallo che arriva al termine del primo giro, quello che taglia il secondo al termine del primo giro, e il terzo cavallo alla fine della gara. Fate la somma, mandate il totale al numero di WhatsApp che vi abbiamo detto e che vi vado a ripetere, 351 64 19 301 è il numero di WhatsApp di Radio Special. I primi 2 che manderanno il totale esatto avranno la possibilità di appunto fare questa giornata o all'Arcoveggio di Bologna, all'ippodromo del Savio di Cesena, ovviamente in nostra compagnia, ovviamente per conoscere questo bellissimo mondo che vi permette di passare un pomeriggio a Bologna o una serata a Cesena all'aria aperta, in compagnia, mangiando, divertendosi e avendo anche tanti spazi per il gioco dei vostri ragazzi e dei vostri bimbi, se siete appunto genitori che ancora dovete portare in giro quelli che sono i vostri pargoletti. All'ippodromo c'è posto per loro, all'ippodromo c'è posto per lo spettacolo, a Radio Special c'è posto per l'Emilia Romagna per raccontare le sue eccellenze. Le due cose portano qua. Vi saluto, mi raccomando, il cavallo che va in testa, il secondo al termine del primo giro e il terzo alla fine della gara. Sommate i loro numeri e vincete un pomeriggio o una serata all'ippodromo o di Bologna o di Cesena. Mi raccomando, attendo le vostre risposte.
Buon pomeriggio a tutti, benvenuti all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. È tutto pronto per l'inizio di questa nona giornata del 2025. Si inizia con i Gentleman, i salchi a cavalli di 4 anni. Fiston BG, Flick LL, Frida Kahlo, Fenomenale Chi, Frank Alter, Fillo Lenny in prima fila, in seconda Fulmine SM, Felina Sì, Friulano Jet, Fairplay Fox, Fragoroso Galle e Fiammingo. 12 al via, autostart che prende velocità, li lascia con molta cautela Frank Alter. È veloce Fenomenale Chi che prova a scavalcare Flicka LL. Si imbocca la prima curva con Flicka LL che mantiene per ora la figura all'interno di Fenomenale Chi che insiste sull'avversaria. I due danno vita a un bel strappo iniziale. Si staccano leggermente in lotta nei confronti di Fillo Lenny che segue in terza posizione. A precedere Fiston Mbigi, vuol correre al comando Flick LL numero che respinge 5, il favorito Frank di Alter, Fenomenale Chi. squalificato. E allora 300 metri veloci per la categoria. Il lancio se n'è andato in 15,1, i 400 in 29,8 con Flicka LL che ha respinto Fenomenale Chi. Si sono staccati di una trentina di metri nei confronti di Fillo Lenny. Prova a recuperare spostando dalla corda Fiston Bigi. 600 metri numero in 3, 45 Frida Kahlo, spaccato, che per la categoria sono un gran bell'andare. Insiste Fenomenale Chi all'attacco di Flick LL e dopo un giro tende a passare, si avvantaggia. 800 metri in 59,3. Fiston Bigi passa in terza posizione, Fulmine SM nelle sue tracce, mentre fa fatica a seguire il ritmo dei primi Fillo Lenny. C'è anche Felina Sì sulle tracce del gruppetto che insegue i primi. Intanto Fenomenale Chi se n'è andato con una frazione ancora intorno al 15 per la curva di destra. Fenomenale in evidenza chiarissima, 40 metri nei confronti di Flick LL, poi Fiston Bigi 1,29,8 i tre quarti di miglio. 10, Fenomenale Chi per conto proprio. Fox, Fiston Bigi passa in seconda posizione con al suo esterno Fulmine SM. I due scavalcano una Flick LL che ha dato tutto nel primo giro e ora è stanchissima. La retta d'arrivo per Fenomenale Chi è solo una passerella d'onore. Fenomenale Chi che vince di quanto vuole nei confronti della lotta per il secondo posto tra Fiston Bigi e Fulmine SM. Alla fine Fulmine SM batte Fiston Bigi. 2-1-1 il totale per il successo di Fenomenale Chi che vince come vuole, strapazza Flick LL nel primo giro, si isola nel finale. Lo rivediamo nelle immagini, una corsa per proprio conto per il figlio di Creatin, Mirko Marini, per Lorenzo Baldi, i colori del signor Pasquale Marino. Facilissimo assunto di Fenomenale Chi. La pacca sul posteriore da parte di Mirko Marini che ringrazia Fenomenale Chi per questa bella prestazione. Al secondo posto Fulmine SM batte Fiston Bigi in numeri 4-7-1, il probabile arrivo della prima. È stato solo un attimo, una scommessa, un gioco, regalarti quello sguardo che può sfidare il fuoco.